In occasione di una manifestazione di protesta degli studenti all'istituto, alcuni studenti avevano impedito a una insegnante di entrare. La prof bloccata in auto mentre cerca di entrare a scuola e il gruppo di giovanissimi che le impedisce di uscire e arriva a scuotere il veicolo, costringendola sotto shock a diversi colpi di clacson e alle urla per attirare l'attenzione. È il 24 ottobre scorso all'istituto Barsanti di Castelfranco e quella che era nata come una manifestazione di protesta sfocia in un'aggressione che vede coinvolti soprattutto 3 studenti tra i 14 e i 16 anni che ora vedono pagare cara la bravata. Denuncia e segnalazione alla Procura dei minori per violenza privata. Un episodio che aveva destato molta preoccupazione nella scuola e tra i genitori, portando alla necessità di un confronto sui metodi di protesta e sul rispetto delle regole all'interno degli istituti. Lo sciopero era stato organizzato per esprimere il dissenso contro la decisione della scuola di modificare l'orario della ricreazione, ma al momento di metterla in atto i 3 giovanissimi hanno superato i limiti. Soltanto l'intervento di altri 2 studenti, richiamati dalle urla dell'insegnante e dai colpi di clacson, aveva consentito di sbloccare una situazione diventata di minuto in minuto più grave. A incastrare i responsabili, come spesso accade, anche la loro voglia di mettersi in mostra in rete. Attraverso le immagini che tra l'altro erano state pubblicate poi dagli stessi studenti su YouTube siamo riusciti a risalire a questi 3 giovani. La loro posizione sarà voltata dalla procura dei minorenni.